Oggi è una grandissima emozione rivedere San Leone, il simulacro di San Leone che scende dalle scale e arriva qui sul Sagrato. È il momento più emozionante, è quello che riempie il cuore di gioia, soprattutto per chi come me vive lontano da Longi. Viva Sant'Olio! Viva Sant'Olio, sempre e comunque! Viva! Viva San Leone! Avevo la bellezza di 14 anni, quella la prima volta, il 20 febbraio ho portato il fercolo di San Leone. È un'emozione indescrivibile, non ci sono parole per descrivere la fede che provo per San Leone. Tanti giovani nell'ultimo periodo stanno di nuovo avvicinandosi alla festa e soprattutto si avvicinano a portare il fercolo. Anche i bambini capita vederli che giocano a fare la processione, quindi provano anche loro ad avere una piccola vara e magari ci attaccano anche l'azzuna. Va bene, non lo stiamo Scendendo alla chiesa madre, fa il giro tutto dalla parte di sotto del paese fino alla parte alta del paese e poi ritorna nel primo pomeriggio nella chiesa madre. Molti ragazzi hanno il nome di Leone, che sono molti devoti a San Leone. San Leone protettore, guida il popolo all'altare, assegnante pastorale, sciogli l'inno dell'amore. È una gioia ogni volta, è un'emozione. È una festa importante per noi longenesi. Si ripete per 3 volte, si ripete diciamo a maggio, nell'occasione della frana che San Leone ha salvato il paese, e poi in estate in onore degli emigranti e in onore del Santissimo Crocifisso esce in processione, dunque 3 volte l'anno. Viva San Leone! Viva! Viva San Leone! Viva! Viva San Leone! Viva! Viva San Leone! Viva! Si esce pure la prima domenica di maggio e pure il 23 agosto insieme al Santissimo Crocifisso. Il momento più bello è l'uscita dalle scalinate del fercolo. Suggestivo naturalmente pure per la chiesa che abbiamo, e sia quando scende e soprattutto la sera quando sale, che è un momento emozionante.
provo durante la processione è felicità, ma anche un atto di fede, un atto, diciamo, di gratitudine, ecco, verso il santo che sempre ci protegge e che mi ha protetto. Infatti nei momenti difficili sovente mi sono rivolto al patrocinio di San Leone. Viva San Leone! Ci sono tante persone che fanno il voto a San Leone. Sì, ce ne sono tante, ovviamente a volte alcuni non lo dicono esplicitamente, ce ne si può accorgere, ad esempio se vediamo una persona scalza è molto probabile che lo faccia, anche il portatore, anche le donne che tirano ulazzuni, oppure il semplice fedele che comunque con una preghiera o segue la processione fa diversi atti di preghiera, sia in pubblico che in privato. E sono stato 5 anni al nord in provincia di Venezia e anche lì non ho mai me ne sono persa una soltanto, la prima domenica di maggio per causa di forza maggiore, ma sono sempre sceso e ho visto pure molti paesani che da varie parti d'Italia sono arrivati qui, mentre altri sono dovuti rimanere sicuramente con tanto dispiacere, ma che grazie alle dirette di Belle Sicilia, grazie a voi, in qualche modo riescono a essere qui. La festa di febbraio, i pirotecnici li prepariamo e li spariamo proprio qui nella scalinata della chiesa. È una cosa particolare, a differenza di maggio ed agosto che vengono fatte al Belvedere Serro, e ci teniamo che questo diventi uno spettacolo proprio della festa di febbraio, che negli anni le persone ci vengono a trovare pure per questo.